Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show sul social. Mentre si parla dell'avvio dei campionati del mondo di calcio con Messico-Sudafrica, di fatto è iniziato il campionato più importante per quanto riguarda il calcio, non possiamo non iniziare a parlare del Cagliari, perché partendo dai fatti il Cagliari si muove sul mercato come ogni estate, si valutano i giocatori, si cercano le occasioni, si prova a costruire una rosa competitiva per restare stabilmente in Serie A, ma intorno al mercato, ancora una volta, forse quasi sotto silenzio potrei dire, succede qualcosa che però parla e pesa molto di più del mercato stesso. E lo sappiamo, è arrivata ufficiale, l'avevamo già detto da qualche settimana, la separazione dal direttore sportivo Guido Angelozzi, che lascia il club dopo appena una stagione. E qui, prima di affrontare qualunque tipo di argomento, si apre per me la prima questione. Allora, ad oggi non sappiamo se sia un addio o un esonero e perché. Le ricostruzioni giornalistiche dei miei colleghi, ma anche Radio Spogliatoio, parlano di separazione, parlano di addio, parlano di fine del rapporto. Però, come spesso accade nel calcio italiano, ci sono le parole e dall'altra parte c'è la sostanza. Ad oggi, dopo qualche tempo, ancora non è chiarissimo se si tratti di una scelta personale del dirigente, che si dice in procinto di andare a Cremona, o di una decisione del club. E quando non si ha chiaro chi ha scelto cosa, la domanda che tutti si fanno diventa inevitabile, ovvero, scusate, perché si è arrivati ad una separazione dopo una sola stagione? Non è un caso isolato, sia ben chiaro, non è un episodio, capita spesso. Negli ultimi tempi il Cagliari ha avuto diversi direttori sportivi e quindi la riflessione è logica, si allarga. E guardate bene, il problema, o meglio, il vero tema dell'argomento non è Guido Angelozzi, cioè il punto non è il nome, poteva essere Pinco Pallo. Il punto è che il ruolo del direttore sportivo a Cagliari negli ultimi anni sembra essere diventato un ruolo a tempo molto determinato, potremmo dire quasi a scadenza breve, ovvero arriva, imposta un'idea, lavora, dopo poco tempo si cambia direzione. Ripeto, non riguarda Angelozzi, ma è il modus di comportamento, cioè la continuità che non esiste. E quando non esiste una continuità nella figura che è responsabile della costruzione della squadra, a questo punto la domanda non è più tecnica, diventa strutturale, ovvero tutti quanti parliamo e parlano di progetto, ma nessun dirigente resta abbastanza per farlo esistere. E quando nel calcio moderno la parola più abusata è progetto non è una parola vuota, significa la continuità, significa la fiducia, la coerenza, la costanza delle scelte. E quando cambi il direttore sportivo, cioè appunto il responsabile dell'area tecnica, ogni stagione, ogni 2 stagioni, è un progetto che non cambia perché non inizia. E quindi il paradosso in concreto è una modalità sul campo, lo sappiamo, abbiamo visto obiettivo che ha dato un certo equilibrio. Però una squadra è quello che si vede la domenica. E il direttore sportivo non è un ruolo decorativo. E questo è importante. E allora, dicevamo, Angelozzi arriva nel giugno 2025.
lavora una stagione, dopo un anno le strade si separano, nessuno parla di esonero, nessuno parla di dimissioni, quindi nessuno spiega cosa sia successo. Un direttore sportivo arriva, 12 mesi dopo va via, chi ha sbagliato? Se qualcuno ha sbagliato, lui, la società, oppure semplicemente non c'era di più visione comune. Attenzione, io dico questo, nel calcio come nella vita le separazioni ci stanno, succedono, esistono, ma quando diventa una costante, ripeto, allora diventa un metodo. I nomi cambiano, ma la sensazione resta sempre quella di un club, il Cagliari, che fatica in qualche modo a dare continuità alle figure chiamate a costruire il futuro. E vedete bene che noi fra un anno, ma spero di no, potremmo essere qui a fare lo stesso discorso di Pietro Accardi, il nuovo direttore sportivo. È chiaro che nel calcio la continuità è un valore e si misura nel tempo, ma obiettivamente, proprio perché il tempo è poco, dare oggi un giudizio sul lavoro di un direttore sportivo come Angelotti dopo un anno lo ritengo troppo poco. Questo è il discorso di direttore sportivo. Poi c'è la questione Bernardo Mereu. Io lo conosco personalmente, qui permettetemi, forse entro un po' nel vivo perché, ripeto, conoscendolo personalmente so che persona è, che uomo è e che professionista sia. Il discorso diventa più delicato perché non stiamo parlando di un dirigente che è arrivato ieri, stiamo parlando di un uomo che più di tutti ha lavorato nella valorizzazione dei giovani sardi e di fatto ha rappresentato in tutti questi anni il trade union, il ponte fra la Sardegna, fra il territorio e il Cagliari Calcio. Anche qui un cambio, anche qui nuova direzione, anche qui un addio sofferto. Arriva Max Canzi, ex tecnico della Primavera, ex uomo di Mario Beretta e del presidente Giulini. Sicuramente un grande allenatore, un bravo allenatore, e avrà il ruolo di fatto di Bernardo Mereu e avrà il diritto di lavorare ovviamente e di essere giudicato sportivamente per quello che farà. Ma la domanda resta: perché cambiare una figura così radicata nel territorio? Qual è l'obiettivo? O meglio, quale strada sportiva si vuole intraprendere? Perché? Perché quando si cambia tanto, inevitabilmente la comunicazione non ufficiale ci dice che si vuole cambiare filosofia, e allora, proprio perché mi occupo di comunicazione, sarebbe bello spiegarlo chiaramente del perché o come si voglia cambiare filosofia. E allora provo a vedere il bicchiere mezzo pieno in tutta questa vicenda. Il bicchiere mezzo pieno è il rinnovo di Fabio Pisacane, perché per la prima volta si ha un segnale di continuità dal punto di vista tecnico-tattico. Per Fabio Pisacane, scommessa del presidente, ha preso una squadra che aveva bisogno di un'identità, ha raggiunto la salvezza, ha commesso errori sicuramente come tutti gli allenatori, ma ha dimostrato attaccamento all'ambiente, conoscenza dell'ambiente, personalità, e quindi questo rinnovo fino al 2028 significa che per il momento il club ha deciso di investire sull'aspetto tecnico, cioè sulla panchina. Forse quindi il vero progetto oggi è Fabio Pisacane, perché se cambi i dirigenti, ma almeno l'allenatore resta, vuol dire che proprio lui è il punto fermo sul quale la società ha messo gli occhi, e quindi questa è una scelta chiara. Poi c'è il mercato, perché siamo al 12 giugno, è la parte, diciamo, divertente, perché dappertutto escono nomi di centrocampisti, attaccanti. Non è questo il momento, affronteremo anche questo argomento, ma in generale ogni giorno c'è una lista nuova di giocatori o pseudo-giocatori che vengono o ceduti o acquistati dal Cagliari. E allora è chiaro che come tutti gli appassionati ci chiediamo quali sono i nomi veri, quali sono le voci, e il rischio è sempre lo stesso: cambiare tanto, o meglio cambiare troppo, e quindi ancora una volta anche qui ripartire da zero rischia di essere un boomerang. Il Cagliari ormai, e i tifosi del Cagliari ormai si sono abituati, non si chiede il nome esotico, il nome Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Chiede una cosa molto semplice il tifoso del Cagliari: vuole sapere e vuole capire dove si vuole andare, perché un anno arriva Angelotti, un altro anno arriva Accardi, va via Mereu, cambia l'organigramma, ogni estate nuova rivoluzione, è legittimo chiedersi quale sia la direzione. E allora io chiudo l'editoriale di oggi del appuntamento a lunedì con una riflessione. Il Cagliari si è salvato, la Serie A preziosissima è stata mantenuta,
ma questo è il punto di partenza, non può essere un punto di arrivo. Serve qualcosa che negli ultimi anni si è visto troppo poco, ovvero la continuità, la prosecuzione del progetto, che può essere nelle scelte, nelle idee, nelle persone, perché le società crescono quando non sono costrette e non devono cambiare tutto ogni singola estate. Sono quelle che cambiano il giusto mantenendo una linea riconoscibile. Ha cambiato direttore sportivo con Accardi al posto di Angelozzi, perfetto. Oggi ha scelto una strada importante come quella di Pisacane, la conferma di Pisacane. Una nuova strada nel settore giovanile con Canzi, benissimo. La domanda però non è chi arriva, la domanda che ci dobbiamo fare è: questa volta chi è arrivato durerà abbastanza da poter essere chiamato ad avere un progetto? Perché tutti i cambiamenti pesano e dopo tanti cambiamenti nel corso degli anni credo che questa domanda meriti di vedere finalmente una risposta da parte di tutti i tifosi rossoneri. Bene, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo lunedì, nuovo appuntamento Effetto Sera. Grazie ancora, ciao, buon weekend.